I hikikomori rappresentano sicuramente un livello di allarme rispetto a tutta un'emergenza educativa che deve essere affrontata e deve essere affrontata al più presto. Questo termine giapponese che ci fa capire che ci sono ragazzi che rifiutano completamente il rapporto con la realtà, si chiudono in una stanza e comunicano con il mondo attraverso le tecnologie. Creano un mondo nel mondo e loro non hanno bisogno di avere contatti con gli umani, vivono solo ed esclusivamente per i contatti virtuali. Tutto questo ci fa comprendere che stiamo attraversando un momento di grande disagio sociale. I dati ci dicono che sia preadolescenti che adolescenti sono molto fragili e allora bisogna intervenire, bisogna farlo attraverso delle equip interdisciplinari che siano capaci di entrare nel meccanismo difficile e di combattere questa fragilità. Ovviamente è necessario un'intesa fortissima tra scuola e famiglia e con il mondo delle associazioni, della Chiesa, con tutti coloro che si occupano di educazione. Bisogna scrivere immediatamente un patto educativo fortissimo, capace di dare delle risposte anche ad un fenomeno terribile come quello degli hikikomori che allontana completamente i giovani dalla realtà.